Presidente, Contarina ha appena festeggiato il trentennale dalla nascita, ci racconti un po' dell'azienda? L'azienda appunto nasce nel 1989, ha compiuto 31 anni ormai. È un punto di arrivo importante, ma anche un punto di partenza, perché è un'azienda in continua crescita, in continua evoluzione, in continua ricerca di nuove soluzioni per diventare sempre più un'azienda che fa l'economia circolare. Copre un territorio di 1300 km², la destra Piave, 49 comuni, no, erano 50, ma con la fusione sono diventati 49. Gli abitanti circa 660.000 e non fa solo il servizio primario, quello della raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, ma fa anche una serie di altri servizi per le nostre amministrazioni comunali, appunto perché è un'azienda pubblica di proprietà, pur essendo SPA ma non quotata, è di proprietà del Consiglio di Bacino Priula, che è, tra l'altro nella storia, devo anche precisare, che è un bacino derivante dalla fusione di due bacini, il TV3, che era più sulla zona castellana, e sulla zona di Treviso era il Priula, per cui sono fusi, sono diventati 49 comuni appunto, ed è il Consiglio di Bacino il proprietario dell'azienda. Di fatto è un'azienda di proprietà per quota di tutti i nostri comuni. È per questo che dico che facciamo anche servizi per i comuni, appunto per andare incontro alle esigenze e ai problemi che hanno, che non riescono da soli, soprattutto per problemi di carenze di organico, ad espletare. Per cui facciamo una serie di servizi anche per i comuni. Una forte vocazione green, anche dimostrata dal vostro ultimo progetto sulle borracce. È vero, per la verità il progetto delle borracce nasce anche da un altro obiettivo nostro, che è quello di cercare di collaborare il più possibile con le aziende del territorio che operano nel settore, per cui qui abbiamo coinvolto non solo chi fa rifiuti, ma anche chi eroga l'acqua e i servizi idrici. Noi siamo connessi con le aziende per avviare un processo di collaborazione, abbiamo interesse tutti quanti a lavorare insieme. Quindi questa qui è stata un'occasione per sperimentare questa volontà e appunto ci siamo messi assieme e abbiamo fornito a tutti i nostri comuni, destra e sinistra Piave, le borracce alle classi elementari e medie, per cui un totale di 67.000 borracce, un costo che abbiamo sostenuto insieme, però l'obiettivo appunto di limitare la produzione di rifiuti, che è quello della plastica, che è molto sentito, tra l'altro è un messaggio che è facile anche da dare, seppure la plastica sia un rifiuto più facilmente riciclabile di tanti altri, però ecco, di non fare rifiuti, di avere, tra l'altro in questo periodo di pandemia, che nelle mense ci sono delle cautele da osservare, avere la borraccia individuale si va incontro a un'esigenza di tutti i bambini nelle scuole. Presidente, ci diceva che siete una società in continuo sviluppo, ci parli un po' dei futuri progetti? Allora, noi parliamo sempre dei risultati della differenziazione, della riduzione del secco non riciclabile come sembra un traguardo, un punto d'arrivo. Per certi versi lo è, perché miriamo ad abbassare sempre il secco non riciclabile e aumentare la percentuale della differenziazione. Quest'anno abbiamo raggiunto record e il nostro bacino è stato premiato a livello nazionale per questo. Però ecco, io dico è un punto di partenza per mettere in atto sempre più procedure di riutilizzo dei rifiuti differenziati e questo vuol dire anche lavorare sul fronte degli impianti. Noi in questo momento siamo impegnati soprattutto sull'impianto del biodigestore che farà sì che potremo alimentare la nostra flotta di mezzi con il biometano. È un impianto molto importante sul nostro
impianto di compostaggio, verrà realizzato a Trevignano, comune di Trevignano. Questo è uno degli impianti e anche la sede di Lovadina è interessata da interventi importanti negli impianti, anche per il trattamento del secco, per far sì che sia possibile riutilizzare, rimettere in circolo come materia prima e seconda quello che noi differenziamo. Non da ultimo abbiamo l'impianto che è stato recentemente messo proprio in produzione del trattamento dei prodotti assorbenti, pannolini, pannoloni e prodotti assorbenti per ottenere plastica, e anche abbiamo fatto un accordo per riutilizzarlo con una cartiera e i risultati di questo trattamento.